Buon Natale e ben trovati per questa santa festività cara a noi tutti, in particolare alla famiglia. Ci eravamo posti l'obiettivo di un concerto di Natale diverso, semplice, spontaneo, come si svolgeva una volta quando, e lo riscopriamo giorno dopo giorno, eravamo molto più ricchi nella nostra modesta ma felice vita di allora. Ne ho parlato con il maestro Sergio De Pieri, eccelso organista, pianista e docente di fama internazionale, non a caso, solo per dire, Sua Maestà la Regina Elisabetta d'Inghilterra lo ha eletto a baronetto. Oggi, splendido 91enne, è forse l'unico al mondo che alla sua età, veneranda, ancora suona tutto Chopin a memoria. Mi ha messo in contatto con la maestra Raffaella Benori, altra eccellente professionista, fondatrice e deus ex machina dell'ensemble Calicantus Concentus. Sentirete voi stessi che caratura vi proponiamo. E appunto lei ci ha portato presso la Basilica della Cattedrale di San Martino di Belluno. A disposizione strumento e ambientazione esattamente come nella quotidianità di una volta, le atmosfere di quei tempi antichi fatte anche di calibrate, analogiche imperfezioni dovute al freddo. Almeno a Natale nulla a che vedere con gli algoritmi. E alterneremo le classiche pastorali natalizie all'organo, a classici canti di Natale della corale, vere perle per lo più sconosciute che davvero meritano di essere riascoltate. È giusto per ricordare i componenti del gruppo vocale Calicantus Concentus che hanno partecipato a questa nostra iniziativa: Rosa Ciociano Bottaretto e Rita Scafi, i soprani. Lorena Egitto, Antonella Capraro e Matilde Somavilla, i contralti, Ettore Macri e Dario Mella, tenori, Lorenzo Baldan, Giuseppe Fornaser, Aldo Corona, bassi, ovviamente con la direzione artistica e musicale della bravissima Raffaella Benori. Ovviamente un particolare ringraziamento a Monsignor Attilio Zanderigo per l'ospitalità e la gentile concessione della Basilica Cattedrale di San Martino di Belluno. E iniziamo il nostro concerto per il Santo Natale con un brano di Giuseppe Ottavio Pitoni, il cantate d'onimo, mottetto a quattro voci per soprano, alto, tenore, basso. Giuseppe Ottavio Pitoni è un compositore dell'epoca barocca, nato a Rieti, che operò a cavallo tra il 1600 e il 1700, in prevalenza a Roma, dove fu maestro di cappelle in diverse chiese, fermandosi per le sue composizioni per corali di grandi proporzioni. Maestro anche di importanti compositori che hanno creato le basi della scuola napoletana del Settecento, dall'ensemble Calicantus Concentus di Ottavio Pitoni, il mottetto Cantate Domino. Buon ascolto.
È ora di Hans Leo Hassler Verbum Caro Factus Est, mottetto a 6 voci, soprano primo e secondo, contralto, tenore primo e secondo, basso. Hans Leo Hassler è un esponente della musica tardo-rinascimentale germanica di fine 1550 e inizi 1600. Venne a perfezionare i suoi studi di composizione a Venezia, già a quei tempi riconosciuta capitale mondiale della cultura, in particolare quella della musica, studiando con Andrea Gabrieli, uno dei pionieri della tecnica di composizione per il doppio coro assunta da Hassler. Buon ascolto. Ed eccoci agli auguri di buon Natale con uno splendido 91enne, il maestro Sir Sergio De Piri, come detto organista, pianista, docente e compositore di fama internazionale. E iniziamo appunto dall'organo presso la Basilica Cattedrale di San Martino di Belluno, così come si può trovare in un freddo secondo pomeriggio di un tardo gelido autunno, a gestire le accordature, il freddo, ma in un certo senso atmosfera voluta, perché queste erano le situazioni dei tempi di quando vennero composte le musiche natalizie che proponiamo, e il gioco ne è valso la candela. Infatti, iniziamo con una pastorale di Domenico Zippoli, grande organista e clavicembalista di fine 600 inizi 700, il quale, gesuita, emigrò in America, in Argentina, dove divenne famosissimo musicista di corte. Di Zippoli una pastorale dalla musicalità tipica per il Santo Natale. Buon ascolto.
E ancora di Hans Leo Hassler il Dixit Maria per 4 parti, soprano, alto, tenore, basso, tratto dalle Canciones Sacre. Il testo viene dai versetti del Vangelo di Luca e rappresenta compiutamente il modello polifonico delle gradevoli melodie imitative e partecipative che trovo in perfetta sintonia con il clima della Natività. Buon ascolto. E il nostro concerto di Natale continua ora con Michelangelo Grancini e Dulcis Christe. Grancini è un compositore milanese del 1600 che, una volta compiuti gli studi, divenne apprezzato e conteso organista delle chiese di Milano. Infatti ha terminato la sua prestigiosa carriera al Duomo di Milano da maestro di cappella. Come autore compose e pubblicò quasi esclusivamente musica sacra, segnata da una particolare cantabilità delle parti. Il mottetto Dulcis Christe o Buone Deus a 2 voci uguali è tratto dal sesto libro del Sacro Concerto a 2, 3, 4 voci e il brano è eseguito dalle voci femminili del Ensemble Calicantus Concentus. Buon ascolto.
e sempre dalle magiche mani del maestro Sergio De Pieri, malgrado il freddo pungente. Ora è la volta di una nuova perla, una gran bella datata pastorale francese per organo, composta da Jean-François Dadrieux, che a soli 5 anni suonò il clavicembalo davanti alla principessa palatina duchessa d'Orléans e successivamente alla corte di Luigi XIV. Iniziò una prestigiosa carriera e fu infatti uno dei più celebri organisti e clavicembalisti, oltre che compositore dei suoi tempi. La sua deliziosa pastorale di Natale. Buon ascolto.
Il nostro concerto di Natale continua con Claudio Monteverdi e il Cantate Domino, mottetto a 6 voci, soprano primo e secondo, alto, tenore, basso primo e secondo. Il cremonese Claudio Monteverdi fu musicista da talento precoce che si affermò da subito come compositore e divenne, come ben noto, una delle figure artistiche più importanti per la storia della musica occidentale. Nel mottetto Cantate Domino Canticum Novum a 6 voci con basso continuo, il testo è liberamente adattato dal Salmo 98, che è un inno di intronizzazione, spesso utilizzato nelle liturgie del periodo natalizio, ma anche pasquale, rivolte alla celebrazione del nuovo canto, rappresentato da Gesù, e Monteverdi si concentra sull'immagine musicale di canti e strumenti a comprimere. Buon ascolto. E per ritornare nel clima natalizio e conoscere come in altri tempi veniva sublimato, una nuova interpretazione organistica del maestro De Pieri nella pastorale di Louis-Claude Daquin, altro prestigioso organista e compositore francese di fine Settecento, peraltro autore di ben 12 Noël, che il maestro De Pieri ha anche proposte tutte in un unico concerto. Gran coraggio, un'impresa. Per voi l'ultima della serie, Noël Suisse. Buon ascolto.
E finalmente siamo anche agli auguri di Buon Natale con la musica di Johann Sebastian Bach, del divino considerato tale non solo come musicista, ma anche per la sua grande fede. Era, dicono, tra i più vicini a Dio. E di Johann Sebastian Bach la Bourrée, nell'elaborazione ritmica per coro a cappella di Ward Swingle, le sublimi architetture strumentali di Johann Sebastian Bach tradotte da Ward Swingle, musicista contemporaneo, in un arrangiamento assolutamente rispettoso della scrittura originale. Buon Natale e buon ascolto. E per concludere la parte organistica del nostro concerto di Natale, il maestro De Pieri ci propone un bellissimo brano di Pietro Alessandro Yom, un torinese emigrato giovanissimo con la famiglia a New York, dove divenne grande e acclamato organista. Siamo agli inizi del Novecento. Peraltro alla cattedrale di San Patrizio di New York, esattamente come il maestro De Pieri, divenne l'organista titolare della cattedrale di San Patrizio, ma a Melbourne, in Australia. Pietro Alessandro Yom era chiamato il Liszt dell'organo. Scrisse studi per il pedale dai cromatismi unici per bellezza e difficoltà. E scrisse anche un brano delizioso per Natale, Christmas in Sicily, Natale in Sicilia, che dedichiamo a tutti voi da nord a sud, da est a ovest. Che altro aggiungere, se non il più soddisfatto saluto. Buon Natale e felice anno nuovo a voi tutti e per Capodanno altra magnifica sorpresa. Tanti auguri.
E per concludere il nostro concerto di Natale, il concerto vocale Calicantus Concentus si cimenta in uno dei più celebri e sentiti brani natalizi, Stille Nacht, nella versione a tre voci con testo originale italiano, Astro del Ciel. Venne scritta dal reverendo Joseph Moore nel 1816 e la musica composta da Franz Xavier Gruber alla vigilia di Natale del 1818 e da allora pare sia stata tradotta in più di 300 lingue. In questo senso la nostra versione Astro del Ciel, divenuta popolare anche a livello internazionale, proprio non è la traduzione dal tedesco, ma un testo originale scritto con sublime poetica dal prete bergamasco Angelo Meli. Buon ascolto e buon Natale. E con questo brano si conclude il nostro concerto augurale di Buon Natale. Un abbraccio a tutti.